Ma buonasera a tutti. Buonasera, ciao Mary, come stai? Ciao Sebbi, buonasera, benvenuti. Buonasera, popolo di Bella. Ci siamo ritornati con il nostro appuntamento. Siamo mancati che martedì, bello. giusto? Sì, sei ripreso? Ci siamo ripresi, sì. L'importante è questo, anche perché Sebbi è stato poco bene, l'avevamo annunciato, ma siamo ritornati più operativi che mai. Allora, passata una buona settimana, anzi 2 settimane. Sì. Una mezza e mezza perché si stava male. No, ora non sei, diciamo bene, non sei contagioso. Non sei contagioso, vero? No. Non lo era neanche prima, era un'influenza alle ossa. Ok, quella brutta allora, quella brutta che ti prende, ti stravolge l'esistenza e insomma ti senti tutto rotto in poche parole. Infatti. Allora, scorsa settimana, anzi 2 settimane fa siamo stati insieme dove abbiamo presentato alcuni brani che sarebbero arrivati in uscita. Sì. Questa sera li ripresentiamo? Li ripresentiamo più altri 2. Quindi i famosi 4. 5. Ne abbiamo aumentato uno. Va bene, innanzitutto diamo la buona serata a chi ci sta guardando sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera da Reggio Calabria, Messina, a Fiumefreddo, Cireale, Giarre, Paesi Etnei, tutta la costa ionica. Ragazzi, benvenuti. Buonasera a chi ci ascolta sui 103.7, buonasera a chi ci guarda tramite tutte le nostre applicazioni, chi su Facebook, chi su Instagram, chi su Twitch, e tra pochissimo daremo la buona serata anche a chi ci sta seguendo su TikTok. Il tempo che Sonny attiva il tutto. Ci si è bloccato, va bene, come sempre. Chi si è bloccato? TikTok, come sempre, non ti preoccupare, adesso ripristiniamo il tutto. Ci voglio io per no, bloccare credimi, TikTok, c'è stato di peggio, te lo assicuro. C'è stata una serata che si è bloccato il computer totalmente. Abbiamo no con te. Ho detto no, quella fu lì c'erano i ceretti. Va bene. Allora, noi siamo pronti ad iniziare. Voglio iniziare immediatamente a cantare perché visto che insomma con Sebbi non ci siamo visti settimana scorsa, questa sera lo facciamo cantare il più possibile. Tra l'altro, per chi vuole un salutino, un messaggino, scriveteci su TikTok che vi leggiamo. Va bene. Che ne dici? Io dico che possiamo iniziare a cantare. Con quale brano devo iniziare oggi? Inizia il nostro Sonny. Fa lui? Fa Penso direttamente sì. Lui. Allora benvenuti a tutti per la serata insieme al nostro Sebbi Patanè. Mettetevi comodi perché per i 60 minuti che arriveranno ci godremo la sua voce e la sua musica e anche la sua briosità, perché come sapete la sua briosità. Brioso. È una parola bella, nel senso che sei un artista che porti tanto brio, no? È come per dire allegria, quel modo di essere positivo con la tua musica affascinante. Tu, ma perdo tempo che ti credo tu giuro. Ma chi ti pensa? Din da capo sento mo pensiero. Ti sento ancora però non sei nessuno. Perdi il suo tempo a parlare ancora con te. Si maneggiare per me. Non dire cash, tu sei un bluff, vale niente. Non sei nessuno ma per forza ti vuoi atticcia. Non parli mai suonato pianeta. Chi ci conosce sa ma me sa per chi sei tu. Che parla ma sei solo buffone. Prendo quartiere sanno la verità. Su tutte famose sti vanno firmate. Manca per Napoli o camera. Se non te so dare te tieno problemi o tieno vero. Tu si parlerà ci va perché si vero un scemo. E si pensa a te per te valore perché tu non sai niente. Ma guardi in tuo specchio e fatti una domanda. Ma non ti dirò veramente chi sei, ma fai un vero. Non dire cash, tu sei un bluff, vale niente. Non sei nessuno ma per forza ti vuoi atticcia. Non parli mai suonato pianeta. Chi ci conosce sa ma me sa per chi sei tu. Che parla ma sei solo buffone. Prendo quartiere sa
Milano. E questa era una di quelle che ancora 9. dovrebbe uscire. Allora, questa che titolo porta? Questa, allora, i titoli ancora sono da stabilire. Quindi l'abbiamo sentita. L'importante è che ci sono le canzoni. Certo, no, già è arrangiata di questa, ovviamente farai uscire Sì, anche il salutiamo video. Domenico Puglisi Certo per che sì. l'arrangiamento e il mix. Ovviamente questa, come dicevo, è già stata registrata. Farai il video anche di questa? Li dobbiamo fare. Ok, questa quindi sarà una del 2025 a quanto ho capito. Sicuramente sì. Ormai, Ma ormai basta nel 2024. No, c'è. Abbiamo detto che Quelle due che abbiamo presentato, quella, Sì. quindi saranno quelle due. Queste le stiamo facendo ascoltare in anteprima, però arriveranno nel 2025. per dare una musica nuova, Ma senti, ma per non ascoltare le 100.000 canzoni che ho. no, vabbè, ma le novità non dispiacciono mai, però diciamo che le 100.000 canzoni che ci sono tutte una più bella dell'altra. Ma mi chiedevo, no? Non è che tu hai pensato o ti gira in mente di andare a fare un album dove le raccogli tutte? Sì, questo l'abbiamo pensato già, sinceramente. Perché ci sono tanti brani che sono usciti singoli, ma veramente tanti. Sono tanti, Però ci vogliono almeno 2 doppio CD. no, secondo me più di 2 ce ne vogliono. Se si dovrebbero raccogliere proprio tutte. In verità sì, perché sono tanti. È un peccato. Penso che sono dal 2016 l'ultimo disco che è uscito, quindi siamo nel 2024, stiamo parlando di 8 anni. 4-5 canzoni ogni volta che escono. 8 anni di musica non raccolta, sono tanti. Ce n'è qualcuna che, anche se è più vecchia, se magari tu decidi di fare un album e vuoi inserire, anche se più datata? Sì, mi ha fatto perdere a capo. Eccola, perché lei non fa parte di nessun CD, però lei è una dei tormentoni che viene più richiesta. Stai esagerando. Magari con Sonia ora pensiamo di fare un remix. Che ne dici? Ti stai esagerando? Un bel remix. Ma ce ne sono tante, per me anche mi ha fatto innamorare, lo sai che mi piace. Ce ne sono veramente tante. Andare a fare, secondo me, una collection dei brani, magari quelli più belli, sarebbe una cosa molto bella da fare. Ma spezzettoni, magari, tutti spezzettati. Anche perché è vero che oggi si va molto avanti con chiavette e tutta roba varia, però secondo me l'album di per sé è quello. Ha un valore diverso. Dove lo ascolti? Quello è Perché anche nelle vero. macchine non ci sono più quello è anche vero. Quindi, rifacciamo le macchine con i CD, per favore. Hai ragione. Forse perché io a casa ancora ho il CD. C'è la chiavetta, infatti. Le chiavette fanno con CD a CD? Sì. Vero? Sono rimasta indietro, non la sapevo. Quindi anziché il CD oggi c'è la chiavetta. Bellissima questa idea, non lo sapevo. Quindi facciamo una bella raccolta, ci sta. Va bene, facciamo 2 brani questa volta. Dai, così ci continuiamo a riscaldare con la tua voce e la tua musica e diamo un altro po' di allegria, bella movimentata. Quale vogliamo fare? Ne qualcuno lasciamo fare sempre Sonny? Facciamo fare al nostro Sonny. Tanto lui sa quello che manda e cosa manda. Ci parla quello che ti chiama verità mi hai fatto innamorare giuro non voglio pazziare sono giorni che vengo qui sotto palazzo per guardare dal primo giorno t'ho visto e non ti posso scordare hai fatto perdere la capo ti sono e ti voglio troppo bella, tu sei malattia quel viso perfetto, sorriso da sballo giuro d'amo, stai facendo impazzire e odio ci aspettano a te ma cosa c'è che non va? Sono sincera e non posso giurare ti devi smettere e sto qua isciuno male sono giorni che vengo qui sotto palazzo posso guardare per te per mazzo tempo non te fa aspettare hai fatto perdere la capo te sono e te voglio sei troppo bella così malattia quel viso perfetto sorriso da smallo giuro d'amo stai facendo impazzire hai fatto perdere la capo e non tornare quanto mi piace mi fa morire quel corpo
notte. Voglio far l'amore, apri il tuo cuore e fammi trarti. Sei quella donna che tutte le notti sognavo da tempo per me. E non ti mettere scorne come te voglio. So aspettando a te. Non ci credevo, però succede, ora non può fermare, quando c'è sta io fa tremare, si danno amore, pure lontano, sento rumore, amore, sei tu, che mi regalo tutto il mondo, amore, con te. E però la vita non voglio più niente, ma sai io fa tremare, quando guardo tu non posso terra, niente più ci stava. Amore, sei tu, che la donna cammina un po' a pelle, amore, ci sei tu, e mi innamoro tutti i giorni sempre, tu sei la verità. E che dicevo che non mi sapeva innamorare. Stiamo riovere, con te ci credo, con te ci credo. Non sei nessuno, tu sei se ci sei tu sto morire. Ma poi sta buona, amo nessuno, ma fatte mai. Amore, sei tu, che mi regalo tutto il mondo, amore con te, e però la vita non voglio più niente, ma sai io fa tremare, quando guardo tu non posso terra, niente più ci stava. Amore, sei tu, che donna cammina un po' a pelle, amore, ci sei tu, e mi innamoro tutti i giorni sempre, tu sei la verità, e che dicevo che non mi sapeva innamorare. Sei tu la verità, e che dicevo che non mi sapeva innamorare. Sei tu che mi fai sbattere il cuore, sei tu che mi fai sentire sicuro, sei tutto quello che stiamo aspettando. Stiamo nostro insieme, fermo pure vento. Stiamo nostro, è tutta la vita per sempre. Ed era Amo, questo è il video che ce l'abbiamo, Amo. Due brani bellissimi. Siamo andati con Mi hai fatto perdere la capa, che insomma è stato sempre il nostro tormentone. È una melodia. Vabbè, è proprio che ti entra in testa. Mi hai fatto perdere la... Allora, devo essere sincera, di questo c'è stato anche il remix, però io preferisco sempre la versione originale. La versione originale, è bellissima l'originale. E qui torniamo nell'anno. In che anno torniamo? 2017. Non mi ricordo, comunque 2017 sì. Per poi arrivare nel 2024, perché questo se non sbaglio 17-19, non mi ricordo. Questo è l'ultimo che è uscito tuo, guarda. Giusto? Amo ancora deve uscire, stiamo aspettando il video, giusto? Sì. Ok, quindi abbiamo ascoltato una bella novità, un brano che ci riporta, questo sarà una di quest'anno?
Sì, certo, questa abbiamo detto che uscirà prima di Natale. Prima di Natale, quindi ma il video ancora Già il video è mezzo montato, sinceramente. Saluto Giovanni Platania. mezzo montato o mezzo registrato? No, dici No, registrato e montato, mezzo sì. si deve registrare ancora? L'altra metà. Hai Poi visto? c'è un mezzo. Ve lo dico io, con Sebbi è tutto così, fa le cose e poi rimane bloccato. Ok, foto? Ci seduti stasera? Belli seduti, yeah. Come sempre le foto le trovate nella pagina Instagram e Facebook di Bella. Tra l'altro dobbiamo fare un saluto, c'era Felix che voleva salutare il fratello Gabriele. Ciao, Felix e Gabriele, giusto? Sì, dopo gli dedichiamo un bel brano, poi c'è Stefi che ti saluta, Yolanda e poi non ricordo, ce ne sono tanti messaggini dopo in caso. Salutiamo Toni D'Antoni, ciao Toni, un bacio, bacione. Toni D'Antoni, un bacione grande a tutto il comitato San Marcello Nicola. Rapisad, Stefano, Dario e il mio cugino Ciccio. Ciao Ciccio, un bacione. Un bacione a tutti coloro che insomma sono collegati, tanto man mano che continuerà il programma, lui continuerà a ricordarsi. Di Mauro Camillo. Ve l'ho detto che se li ricorderà strada facendo. Ve l'ho detto. Va bene, che facciamo? Continuiamo a cantare? Sì. Subito? Sempre novità oppure rimaniamo nel passato? Facciamo oggi facciamo un colpo di Belen. Che settimana scorsa non l'abbiamo fatta. Vabbè, ci sta. Io ogni tanto mi viene in mente qualche brano e quindi lo ripropongo anche perché questo mi fa divertire tantissimo. E poi l'altro ci pensa Sonny. Va bene. Dai, l'altro te lo chiami tu. Ogni tanto faccio qualche richiesta anch'io. Tu passi in Rosano la mattina e non si scacchia solamente a te truccare. Poi tu sai troppo buono da vicino, se non dà buffe trucco non ti può guardare. E a così ti può convincere che l'uomo non ti corteggiano, non sei capace a mettere, sei troppo brutta nel volesse va bene, ti crede troppo bella, sta convinzionata di rinde il cervello. Va bene, ti sento una modella, ti fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguagliato non è tutto un blocco, ma non so soltanto con sti ritocchi, dice che si arrecina e TikTok, si fa papicco se lievo sti filtri, volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. Che non deve nessuno, perché non vanno a nascondere i difetti, ma pure c'è che non te ne milione, e un mono che ti vanno e tu fai solo, ma quando poi ti conoscono, che fregatura che pigliano, poi urna troppo ti bloccano, non ti fanno più a vedere. Va bene, ti crede troppo bella, sta convinzionata di rinde il cervello, volesse va bene, ti sento una modella, ti fatti zizzo culo e puro filler, ma stai inguagliato non è tutto un blocco, ma non so soltanto con sti ritocchi, dice che si arrecina e TikTok, si fa papicco se lievo sti filtri. Va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. Ma stai inguagliato non è tutto un blocco, ma non so soltanto con sti ritocchi, dice che si arrecina e TikTok, si fa papicco se lievo sti filtri, volesse va bene, vado tutto bordello, si provi a fotocopia e carcamello. Metti stringono sti container, dammi solo una goccia di te,
che mi fa stare bene. Game over, amore, i perde e vince sempre tu. Sia bene, sia male, e io mi innamoro sempre più. Voglio morire con te, portami rubo, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Rammo volendo tu, che vita non lo sai, taglia ma pelle e fammi segno un collo. Pure un po' che te, e sempre assai per me, tu sei una storia che non si cancella. Voglio morire con te, portami rubo tu, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Io vengo solo a te, se tu che mi fai luce, mi piace tutte le cose te, soffoco che non. Si perde tutti e vince tu, si vita, si storia, tu si sempre un po' più. Voglio morire con te, portami rubo tu, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, fammi quello che vuoi, tanto sto male non lo sento. Rammo veleno tu, che vita non lo sai, taglia ma pelle e fammi segno un collo. Pure un po' che te, e sempre assai per me, tu sei una storia che non si cancella. Voglio morire con te, portami rubo tu, pure all'inferno non fa niente. Voglio morire con te, portami rubo tu, pure all'inferno non dico niente. Game over! Belen e Game over. Quest'altra canzone è sempre bella, pure lei, pure lei. Diciamo che nell'ultimo anno hai sfornato dei brani bellissimi e Game Over è una secondo me delle più belle del 2024 perché c'è quel sax che la rende salutiamo Sonny, l'arrangiatore di questo brano. Devo dire che quel sax gli dà un tocco talmente tanto stiloso e anch'io vorrò un brano con il sax, è proprio bello, non lo so, forse a me sexy. no, ma il sax, allora il sax per me nella musica è proprio no, ma veramente? Allora, chiediamo scusa a tutti gli amici di TikTok, è volato il telefono. Chiediamo scusa se siete volati a terra, ragazzi. Questa sera veramente l'hai detto, all'inizio hai detto quella frase
E così fu, va bene, tutto si ripristina. Dicevo, secondo me il sax nella musica, ma proprio in generale, è lo strumento più sensuale. Vero, vero, vero. Perché dà quel tocco di eleganza, atmosfera, è magnetico, è molto... vabbè, avete capito. Quindi il sax è bello. E inserirlo in un brano, secondo me, è la cosa più elegante che si possa fare. E in Game Over il tocco del sax ha dato proprio quel... oh yeah. Lei era la ciliegina, perché già c'era un arrangiamento sotto, bello, quindi è stata l'idea diciamo che Sonny ha avuto un'ottima idea, perché lui ci ha provato, che poi tutte e due l'avete che poi comunque il sax dal vivo non è è venuto Giuseppe Finocchiaro, che lo salutiamo, è un tocco di classe, d'eleganza. Vabbè, salutiamo tutta la famiglia Finocchiaro al completo, che sono tutti dei musicisti. Salvo, certo. Ragazzi, niente, bello, ci siamo divertiti. Dovremmo fare qualche evento con il saxista. Come si chiama? Saxista? Saxista. Si dice così, no? Perché sai che io ogni tanto me le lancio così e vengono fuori delle robe strane. Invece ricordiamo un po' i contatti, Sebbi, che questa cosa la facciamo raramente e la voglio fare a metà puntata. Official su tutti i social, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, su tutto, sempre facile e semplice. Sebbi Patanè Official. C'è la stanghetta blu, quindi non vi potete esatto, perché è quello originale. Allora, nel frattempo io saluto, non ti preoccupare, fai finta di niente. Nel frattempo io voglio salutare tutti gli amici che continuano a seguirci. Devo salutare tutti coloro che stanno continuando a mandarci i messaggini. C'erano dei saluti da fare che dopo andiamo a fare. Tu non ti preoccupare, con me tu devi stare tranquillo. L'avevamo detto a inizio puntata, è successe, non successe, proprio così, con tanto di hashtag scorretto, ma a noi piace dirlo in questo modo. Ma non ci preoccupiamo, perché comunque tanto il tempo ci sta. Stavamo dicendo, nel 2024, chiusura del 2024, questi 2 brani che saranno in uscita prima di Natale. Abbiamo presentato a Mo anche questa sera, e questo sarà uno dei brani che verrà fuori prima del 2024. Tutto, sì. Sarà il primo? Sì, e poi c'è Carcere. Quello lì che settimana scorsa, se non sbaglio, l'abbiamo presentato. Vediamo se abbiamo tempo, lo faremo sentire. Nel frattempo anche voi diteci un pochino quali sono i brani preferiti, quali sono quelli che insomma preferite di più, qualora si dovesse fare una raccolta nell'album, come stavamo dicendo prima che avevamo voglia di fare questa cosa. Quali sono secondo voi i brani che non devono mancare? È bello anche capire quello che è il pensiero del pubblico, no? Leggende, sì. Qual è quella, a parte mi ha fatto perdere la capa, che sicuramente è quella che ti richiedono più spesso. Sì, quella è la più gettonata. Ma c'è un'altra, tipo? La sorella di Maria. Questa la richiedono anche. Anzi, lo salutiamo. La facciamo. Dopo la facciamo. E poi, a parte la sorella di Maria, stai esagerando, Instagram, Belen, ci sono tanti. Ce n'è un'altra che è quella lì che oddio, non mi ricordo il titolo, perché vedi sono talmente tante. Vabbè, quella che preferisco io in assoluto, che lo sai, Me son innamorato, che poi mi ha fatto innamorare. Però tra i due io sono più su Me son innamorato. Anche mi ha fatto innamorare, è molto bella. Poi vabbè, c'è uscita Bella, hai visto? Bella è una che piace. Anche questa piace tanto. Sì. Diciamo che c'è un una vasta larga scelta musicale, che poi tra l'altro c'è stato questo periodo che sei venuto fuori con le canzoni abbastanza movimentate, mentre adesso sei un attimino più sul melodico. Sì. Come mai? Ma sarà il clima, il tempo, è novembre, dicembre. Ok, l'inverno porta al melodico, la primavera porta al tunz tunz. Sì, tunz. Quindi c'è una differenza anche musicale su questo. Ma secondo me sì, anche è più piacevole, tipo sei in macchina, piove, ascolti una canzone melodica. Ma ti è mai venuto in mente di fare una canzone proprio nel periodo di Natale, da periodo natalizio? Hai mai pensato a questa cosa? No, sinceramente no. Non ti è mai venuta, però diciamo che comunque è una cosa che sicuramente un po' ai vari artisti viene in mente, di fare la canzone del Natale, la canzone del matrimonio, la dedica da matrimonio, 18 anni. Stavo dicendo un'altra cosa che non c'entra niente. Invece tu tipo dediche relative a questo non ci hai mai pensato a farle? No, le abbiamo fatte, come? Le abbiamo per i compleanni, matrimonio. Quelle sì, quella del matrimonio. Quella del Natale tu dici? A parte quella del Natale, c'è quella del San Valentino.
C'è da San Valentino. Le stiamo facendo tutte piano San piano. Valentino ce Lo l'ho. so che ce l'hai, infatti ho detto c'è quella del San Valentino. Quindi stiamo parlando comunque di una carriera artistica che cammina. Adesso quanti anni sono? Dal 2015. Dal 2015 ad oggi sono quasi 10 anni. Quasi 10 Dobbiamo anni, fare festa nel 2025, dobbiamo spegnere la candelina con tanto di spumante. Va bene, continuiamo a cantare. Avevamo detto che volevamo fare la sorella di Maria. Facciamo la sorella di Maria, non lo so, va. Ne abbiamo dette talmente tante che ci possiamo sbizzarrire. Facciamo la sorella di Maria e poi torniamo un po' al tunz tunz, che non ci dispiace. Dimmi che posso fare, perché sto scena pazza non ce la faccio più. Che la femmina si è pigliata o cuore l'anima. Che tu fai sbattere cuore, che tu fai chiedere ancora. Faccio dire che faccio fatte nessuno, da fa soffrire. La sorella di Maria mi fa morire. Mi sta strada mi fa sciambazzi, giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire, la sorella di Maria è una compagna mia, la papà che proprio che mi chiede la vita mia, sono piccolo appena sbandato, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare, giuro non sapevo, questi parole mi sento più male. Non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. Ti prego mi scusa, io ti rispetti a chiederla, ma voglio scordare. Queste parole mi hai tagliato a pezzo cuore. Non è da creda, e va come fa destino. A colpa non la voglio schiel, ancora mi fa assai male. La sorella di Maria mi fa morire, quando me che mi sta strada mi fa sciambazzi, giuro che non trovo pace, come mi piace, ma se a chiama non si va a sentire. La sorella di Maria è una compagna mia, la papà che proprio che mi chiede la vita mia, sono piccolo appena sbandato, lei mi ha lasciato, e perché se non si può innamorare, giuro non sapevo, questi parole mi sento più male, non ti preoccupare, ma mi dispiace, non ti posso aiutare, non ti posso aiutare. Ma se chiama non si fa sentire. Sto bene, è fuoco che non brucia e mi fa bene. St'amore è troppo forte, io ci credo. Si vede, nessuno non lo vede prima di te. È tutto cuore, io vero. Che ci volimmo sempre, è tutto vero. Eppure modo voglio giurare, sei troppo carnale. È tutto bella quando tento a te. Ma come t'amo, sto bene che mi dai, è troppo forte assai. Amo tu mi cammini in coppa bella e fai, senza fermarti mai, moro se te ne vai, perché se tu mi fai perché stai
molto assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Sta scelata, che sono carnale, capiva quando sto insieme a te. Ma come t'amo, sto bene che me dai, è troppo poco assai. Amo tu mi cammino in coppa bella e fai, senza fermarti mai, moro se te ne vai, perché se tu amo fai perché stella noi, qui innamorato noi, sta storia tutta è tua. Fornisce quando sono caro mondo e fai a stringermi tu assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Quando sono caro mondo e fai a stringermi tu assai e non ti ferma mai, perché io vivo solo se vicino a me ci stai. Grazie, questa era un'altra nuova uscita delle nuove. Questa è Tunzi. Come la chiami tu? Sì, bella movimentata, questa sarà nel 2025. Sì. Questa sarà una del 2025 che abbiamo presentato in anteprima. Salutiamo Sebastiano che ti ha fatto tanti complimenti su TikTok, stavo un po' leggendo. Ciao Sebastiano. Poi c'era anche Giuseppe. Saluta Iano Toro, ciao Iano Toro. Oh, Iano Toro, che lui sempre di solito il messaggino lo manda, che ci guarda e ci ascolta, quindi mandiamo un salutone grande anche a lui. Tutta la sua famiglia, al completo, dal primo all'ultimo, senza tralasciare nessuno. Io voglio salutare, ci tengo al mio autore. Noi abbiamo parlato di brani nuovi, ecco, il mio autore Rosario Armani è stato quello che gli ultimi 7 brani sono stati scritti proprio tutti da lui. Sono 7 già in produzione e ancora ne abbiamo nel cassetto. Quindi lo saluto, ciao Rosario, ti mando un forte bacio. Sapete quanti gliene manda? Ve lo dico io, gliene manda proprio in quantitativo industriale. Sai, per me è un'emozione, anche perché sai che Rosario Armani comunque è un autore di tantissimi successi. Vero che sì. Quindi c'è, oltre l'autore c'è anche una bella amicizia e la fratellanza. Ciao Rosario. Anche perché vi siete trovati subito bene tutti e due, quindi da lì è nata un'amicizia. Molte volte dai rapporti lavorativi poi viene a nascere proprio un'amicizia vera, e questo è un esempio. Quindi oltre ad essere in questo caso collaboratori di musica, lui nonché anche l'autore dei suoi brani, è bello vedere anche come ormai vi conoscete, quindi lui ormai sa quando scrive per te. Mi fa il vestito su misura. Esatto, cosa deve scrivere e come lo deve scrivere. Anche lui è consapevole dell'inverno e dell'estate? Della differenza? Su questo non lo so. No, prima che ti Però lui è quello che mi dice sempre: canta una melodia, ho questa melodia, cantano una melodia. Quale hai beccato? No? Zero, non ne facciamo, sì, abbiamo 3 melodie, una più bella dell'altra, devo dire. Vero, condivido con te il pensiero. Va bene, continuiamo a cantare, che prima ci siamo persi troppo in chiacchiere. Quindi facciamo ancora altri 2 brani, sempre qui. Tra l'altro ragazzi, ora tutti gli amici di TikTok, adesso piano piano vi salutiamo a tutti. Anzi, scusatemi se mi sono dimenticata di qualcuno. Cosa? Quello è Facebook. Quello che compare dietro le spalle è Facebook, non TikTok. Anche abbiamo fatto. Sì. Vabbè, no, per adesso non fare impazzire Sonny, che dopo sta giornata che è riuscito a ripristinare tutto, ci manca solo questa. Quale brano vuoi fare adesso? Ce n'è qualcuno? Abbiamo detto che avevamo c'era Bella, mi pare, no? Facciamo Bella, facciamo Bella, che ha da un bel po' che non la sentiamo. E poi l'altro, vuoi fare sempre movimentato o più melodia? Ritorniamo, senti, te lo dico io, mi sono innamorato. Va bene, io la voglio questa. Io quella la voglio, cioè ogni puntata gliela farò cantare, cioè tenetevi psicologicamente proietta. E mi hai fatto innamorare. Mi hai fatto innamorare, no? Mi sono innamorato. Mi sono innamorato. Oh, mi ha fatto girare la capa con tutti questi titoli. Penso che nostro sia mio, sentimento è una malattia, amore mio, bella, si deve
base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si da base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. E a fammi sta fatto tu non vuoi scendere, te venga a pigliare. Baila, baila, amore mio. Baila, baila, amore mio. Ma come mi piace, quando tu mi passi, si ci appiccichiamo, poi facciamo pace. Con un flessichino, mi fai perdere la capa. Non vedi messaggi, 300 chiamate. Pasci pazzo quando ancora tu non mi hai cercato. Ti piace cosa pazzo cresciuto, mi sa si strada. Quando eri creatura te ne manca papalato. A quando ci incontrate te mi sono innamorato. Vieni, muoviti lentamente, voglio malamente. Sta insieme a me per sempre, solo con me. E te penso te notte sia mia, sia mia, sia mia. Sentimento è una malattia, amore mio. Bella, si da base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si da base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. E a fammi sta fatto tu non vuoi scendere, te venga a pigliare. Baila, baila, amore mio. Baila, baila, amore mio. Dillo come a me, dillo come solo a me. Ti regala sta luna ma tu vuoi solo Chanel. Dillo come a me, dillo come solo a me. Ti regala sta luna ma tu vuoi solo Chanel. E te penso te notte sia mia, sia mia, sia mia. Sentimento è una malattia, amore mio. Bella, si da base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. È passato un minuto, poco fa innamorare. Bella, si da base così bella, stai con me da parte in coppia e stella. E a fammi sta fatto tu non vuoi scendere, te venga a pigliare. E te penso te notte sia mia, sia mia, sia mia. Sentimento è una malattia, amore mio. Andresti a ricordo, ci metto un attimo, poi ti esci con me. Mi metto tu, ho posto telefono, hai una storia subito, sta insieme a me. Io sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai come non ci ho ascoltato, e mo che sei arrivato, dove hai tagliato la vita, mi hai tagliato a me, sono innamorato. Come bagnata la vita, solo tu come ci sei riuscito. Ti scegliessi non mori ogni modo, e scegliessi solo a te. Io ti facessi tutte cose, se respiri linda chi si basa. E se poi sono così geloso, perché sono pazzo di te. Credimi, tu mi metti il brivido, non ti posso perdere, voglio stare con te. Guardami, intanto guardami, e non mi deludere, vieni insieme a me. Io sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai come non ci ho ascoltato, e mo che sei arrivato, dove hai tagliato la vita, mi hai tagliato a me, sono innamorato. Solo come hai tagliato la vita, solo tu come ci sei riuscito, ti scegliessi non mori ogni modo, e scegliessi solo a te. Io ti facessi tutte cose, se respiri linda chi si basa, e se poi sono così geloso, perché sono pazzo di te. Qualcosa porto ringhio sto cuore, ma tu sei ma non subito la posizione. Non voglio stare senza te, mancano minuti. Io voglio stare con te per sempre, che non sono innamorato, ma come hai combinato, la notte sto scedato, penso solo a te, non sai
d'amore e scegliesse solo a te. Ed era me sono innamorato. Hai detto Sebastiano Toro Che mi vuole picchiare, vero? no, ha mandato il messaggino. Che mi vuole picchiare. No, che ci vuole bene. Scusa Sebastiano, ma ieri non ho potuto rispondere più. Mi giustifico così. Poi dobbiamo salutare anche Orazio che vuole essere Ciao, salutato, Orazio. il nostro Razziuccio, anche Annuzza dobbiamo salutare. Ciao, tutti, insomma, stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggi. Che hai fatto con Iano Toro? Che hai L'ho fatto? chiamato, io ho detto domani passo, non sono passato, sempre al solito mio. Aspetta, Perdonami. allora, dovete sapere che Sebbi ti dice chiamami, poi gli chiami, il telefono è occupato, non so che linea abbia, il suo telefono è qualcosa di inspiegato, ma vi giuro, ma ve lo giuro questa cosa, e poi ti dice vabbè ci sentiamo più tardi, passa un mese, 2 mesi, Così, l'altro giorno mi chiama, dove sei? Sto rientrando da Napoli, ok pensavo che eri in giro, scomparso, peccato. Cioè, non lo so, lui è così, è Sebbi, cioè, non ci puoi fare niente, lui è così, anzi adesso si è un po' assestato fortunatamente. Quindi, certo, ogni tanto ci vuole, no? Anche questo. Comunque, c'è caldo, ma Sebastiano Toro ti chiamerà, non ti sono 16 e messo a nel senso, no, ho detto a Sebastiano Toro, non ti preoccupare, ti chiamerà. Domani ti richiamo. Domani ti richiama. Quindi stai tranquillo che lo fa. Non c'è caldo, è che praticamente qui è come se ci fosse una stufa. Ma infatti, sì, c'è caldo. Infatti in piena, sai che bello in pieno inverno quando io mi faccio il programma fuori c'è un freddo incredibile, io arrivo qua il pomeriggio e sono bella al calduccio. Le temperature di Bella Radio e la musica che porta tanto calor, tanto calor. Tra l'altro si sta avvicinando il Natale. Ciao quindi, Marcello Rapisatto. lo salutiamo. Si sta avvicinando il Natale, quindi preparatevi anche per le puntate natalizie, dove sicuramente poi ci faremo tutti gli auguri ed è bello. Quest'anno il Natale viene di giovedì? Di che giorno viene il Natale quest'anno? Perché stavo pensando un attimino. Mercoledì. Ok, noi siamo il martedì, no, stavo dicendo il 24 è martedì, quindi mi sa che la puntata non ci sarà, certo. Perché farci la vigilia di Natale. Già ne abbiamo parlato con Sonny prima. Avevate visto? Allora perché avete fatto controllare se già avevate visto che Ah, ok. Ti immagini la vigilia di Natale su Bella, noi qui con le scacciate, con le pizze e il brindisi a mezzanotte con Sebbi Pantalè. Perché me sono qua, guarda, con una tombolina qua sul tavolo di Bella. Si può fare volendo, ma tu facciamo il Natale in diretta su Bella, come se tipo Casa del Grande Fratello, hai presente? Però senza musica, accendere tutte e montare le telecamere nei 4 angoli, no, sarebbe carino, e fare vedere fuori, diciamo in TV, in radio no, ma in la TV vita reale, la vita di quello che succede nel Capodanno di Bella Radio, tipo sui bicchieri, giù i pensieri. Però sai che si potrebbe fare? La dovremmo studiare secondo me. Anziché il Grande Fratello, il Grande Bella. No, bordello no, ora non esageriamo, noi siamo sempre molto eleganti, potete vedere solo qualche bicchiere di vino e qualcosa, però serve una cosa carina, tutti microfonati e fare la nottata di festa insieme. Dobbiamo studiarlo una cosa del genere, va bene, scusami. Cantiamo. Allora, cantiamo? Sì, anche perché siamo quasi in chiusura. Domenico, ciao Carmelo Privitera, ciao. Anche Carmelo è anche in fila come a Iano Toro. Anche lui? Sì, ok, aspettate. Ciao Carmelo, ti voglio bene. Arriverà. Facciamo 2 brani, poi ritorno e concludiamo dopo. Va bene, facciamone altre 2. L'idea del Natale è bella. Buona Dio. Bella lei. Vabbè, vai. La facciamo dopo. Stasera che vivo solo per te, pericolosa. Ti sto chiedo io 2 coppe pistole.
voglio qua nessuno. Amore mai, mai, non la sentisi mai. Potremmo sfatto cuore, è forte che s'amore t'ammerai tu. Bomba di sesso, nuda nel letto, mi sento un nodo in gola, quando con me fai amore divento matto, mi gioco tutto, sintonica emozione, non voglio qua nessuno, amore mai mai, non la sentisi mai, potremmo sfatto cuore, è forte che s'amore t'ammerai tu. Voglio che tu tremmi forte se ti tocco, voglio stare con te senza bugie, voglio che capito tu sei sempre lì. Tu sei quello che voglio, sei vero amore tu sempre un po' che più. Malati, tu sei vita mia, malati, tu mi fai morire, come passo mi fai tu che senti, tu con me sei femmina più bella. Mamma mia, tu non sai così, mamma mia, tu mi fai impazzire, come passo mi fai tu che senti, insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per far amore, tu ti scogli, io che muoro, è più forte ma innamoro. Se ti guardo come sbatto cuore, quando per a te si sente fare un amore, ci sei tu non voglio più nessuno, brillo pure tu che si mi guarda muore. Tu sei là nel mio cuore, sei vero amore tu, sempre un po' che più. Malati, tu sei vita mia, malati, tu mi fai morire, come passo mi fai tu che senti, tu con me sei femmina più bella. Mamma mia, tu non sai così, mamma mia, tu mi fai impazzire, come passo mi fai tu che senti, insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per far amore, tu ti scogli, io che muoro, è più forte ma innamore te. Mamma mia, tu non sai così, mamma mia, tu mi fai impazzire, come passo mi fai tu che senti, insieme noi fermiamo pure un tempo. Sole notte, senza luna, è una spiaggia per far amore, tu ti scogli, io che muoro, è più forte ma innamore te. Ed era Malattia. Devo dire che anche questa mi piace tanto, anche questa è molto bella come canzone. Anche questa è un'altra di quelle canzoni che sono fresche e ci piacciono per tutte le malattie, tutte le donne che diventano le malattie dei loro uomini. Che c'è? Stavo facendo un pochino la romantica, perché fondamentalmente noi donne, raga, dobbiamo un attimino fargli girare la testa a questi uomini. Va bene, allora purtroppo è finita anche oggi la nostra puntata, è volata come ogni martedì. Ricordiamo ancora una volta i contatti, Sebi, che non fa mai male. Dai. Guadanè Official su tutti i social, mentre c'è la diretta di questa sera, la potete rivedere lunedì, giusto? Giovedì. Ah, ma io per informazione proprio. C'è proprio Sebi e la consapevolezza delle sue cose, questa è, delle sue, perché è una cosa sua. Quindi quando è, ripeti, allora la puntata la puntata replica sarà giovedì, ore 22.
Dopo il salotto di Bella. Oggi c'è il salotto di Bella? Sì, stiamo facendo il salotto questo giovedì, ci Vero? sarà Sabrina, Francesco Zerbo, Angelo Mauro e Nino Marchi. E Ma dopo c'è di nuovo il salotto? stiamo riprendendo da questo giovedì Wow. con tutti gli artisti, in modo che così riusciamo a riportare un po' tutti nel campo musicale. Tra l'altro, un'altra cosa molto importante, quindi giovedì la replica, ricordiamo anche che la puntata sarà inserita su YouTube, quindi anche lì potete andare a vedere un po' quelle che saranno tutte le varie repliche. Noi su qualora questa ve le canzone, perdiamo. Mary, ti interrompo, avevamo delle info da dare, magari la prossima settimana. No, giusto? dalle, ci arriviamo, dalle. Ci vuole Sonny, ci vuole Sonny. Ok. Prossima settimana Daremo delle sì, informazioni sì, su questo brano. Nel Angelo frattempo, Ribelle. bella lei. Angelo Ribelle. La canzone. Ho detto bella lei, relativa alla canzone, Sì, sì, Angelo sì, Ribelle. sì. Oh, ma che avete capito tutte e due? Siete strani. Che cosa c'è sotto? Cosa state escogitando nel vostro cervelletto? Diamo la martedì buonanotte. prossimo. Ciao belli. Volessimo fare gelato per fare una guerra con te. Volessimo guardare indosso a te, la lacrima in terra dare. Voglio accendere questo amore, voglio stare lontano da te. Ma i rumori sti catene non vanno via. Voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male. Voglio vivere questo amore a rosoli, ci metto cuore. Tu sei male, tu sei l'angelo ribelle. Caccia fasi robe te non vedo niente. Tu lo cacci me lo vai per ritorno. Tu sei l'inferno. Mi faccio come spogliato, mai non torno più. E poi quando mi chiamo vengo sempre ruvuto. Voglio a te voler amare, fammi dirlo dopo tu. A può uccidere sta stella, cattiva e bella. St'amore è un amore sbagliato, mio Dio ma che follia. Se passa le notti sciutate, condanne me bugie. Voglio cancellare st'amore, voglio vivere soli. Ma i rumori sti catene non vanno via. Voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male. Voglio vivere st'amore a rosoli, ci metto cuore. Tu sei male, tu sei l'angelo ribelle. Caccia fasi robe te non vedo niente. Tu lo cacci me lo vai per ritorno. Tu sei l'inferno. Mi faccio come spogliato, mai non torno più. E poi quando mi chiamo vengo sempre ruvuto. Voglio a te voler amare, pure se tu mi fai male. Voglio vivere st'amore a rosoli, ci metto cuore. Tu sei male, tu sei l'angelo ribelle. Caccia fasi robe te non vedo niente. Tu lo cacci me lo vai per ritorno. Tu sei l'inferno. Mi faccio